ormai un appuntamento tradizionale dei primi giorni dell'anno per runner e camminatori del veneziano. Parliamo della Corri con la Befana di Salzano, giunta all'8ª edizione ed evento organizzato dalla locale Pro Loco. Alle 9 circa, la zona della partenza comincia già a riempirsi. Si fa riscaldamento, ci si scambia gli auguri, si parla del capodanno appena trascorso e delle prossime corse. Alle 9:15, tra applausi e incitamento, la mini corsa dedicata ai più piccoli, con una trentina di partecipanti. Alle 9:25 l'allineamento alla partenza delle non competitive di 6 e 13 km, con atleti, famiglie e qualcuno vestito da Befana. E alle 9:30 lo starter dal via a questa Corri con la Befana con 1000 partecipanti. Ovunque gioia e divertimento. E mentre gli atleti proseguono nel loro percorso, in zona traguardo troviamo indaffaratissimo Fiorenzo Gambato, appassionato runner e amico della Pro Loco di Salzano. Oggi qui per dare una mano nell'organizzazione e per scattare alcune foto. Sì, indubbiamente si conferma questa una manifestazione a livello veneto, una delle prime dell'anno, con una grande partecipazione di podisti e di Nord Walking. Siamo contenti, l'organizzazione funziona, si riconferma e quello che speriamo è che nei prossimi anni la macchina continui a funzionare così. Quest'anno poi, oltre a dare una mano all'organizzazione, anche in veste di fotografo. E qual è la foto più bella che ti piacerebbe scattare da questa corsa? La partenza, indubbiamente, vedere le 800-900 persone che sfilano davanti all'arco è una soddisfazione che non apprezzo. Ed ecco il primo della 6 km, è Catalin Tecuceanu. Secondo posto per Igor Fontanella. Terzo Matteo Trevisan. Ma questo allenamento, diciamo, perché lo prendo come un allenamento, è stato di ripresa, perché sono stato un po' fermo e non corro da tanto tempo, non faccio distanze lunghe. E l'ho preparato perché adesso devo fare anche le indoor e poi ho obiettivi abbastanza alti, diciamo, verso metà stagione, a giugno, a luglio. Il percorso era, diciamo, impegnativo dalla parte del sterrato, però era un bel percorso. Mi sto riprendendo, ho avuto un infortunio alla caviglia, allora ho fatto una corsetta adesso, così. Il percorso come l'hai trovato? È abbastanza bello, sì, era scorrevole, a parte la fine che c'era un pezzo di sterrato, ma si correva bene. Al femminile invece prima Laura Donè. Secondo posto per Isotta Mancini. E terza la giovanissima Sara Luise. È un corso bellissimo in mezzo alla natura, molto divertente, poi il clima ci ha anche aiutato, insomma un'ottima temperatura. Per te che tappa è? Per me è la prima gara dell'anno, spero insomma di farne altrettante. E cosa ti aspetti da quest'anno sportivamente parlando? Beh, io sono una velocista, quindi punterò agli 800 quest'anno, spero insomma di fare 2,10. Com'è andata? Bene, bene dai. Pensavo di arrivare prima, invece mi ha soffiato il primo posto all'ultimo, però vabbè dai, ci sta. Il percorso? Percorso tranquillo, non era troppo difficile, non c'erano né salite né zone con fango, quindi è andato tutto bene. Proseguono gli arrivi e incontriamo un'amica di questo mondo e di questa corsa, Caterina Vianello, titolare di Sport 62, negozio tecnico di Noale. Test dinamico per il controllo del piede, di cosa si tratta? Certo, è un test che noi facciamo con il tapis roulant, con la videocamera, dove facciamo correre logicamente chi vuole acquistare la scarpa giusta e vediamo l'appoggio in forma dinamica, quindi mentre sta correndo, perché è un conto vedere l'appoggio statico,
ho la classica pedana per vedere il piede, se è l'arcata molto alta o se ha il piede piatto o quant'altro. Un conto invece è vederlo in forma dinamica, cioè quando appoggia il piede al momento dell'impatto col terreno, e lì si vede se ha bisogno di una scarpa con un sostegno antipronazione, se è supinazione o se è neutro. Torniamo di corsa all'arrivo ed ecco Luca Solone dell'Audace Noale, il primo della 13 km. Dietro di lui Giorgio Zanta della Biatecna Marconi e terzo posto per Mattia Bobbo del Brema Running Team. Nella corsa di oggi diciamo che ho fatto un po' di fatica a livello respiratorio perché esco da una settimana che ho avuto mezza influenza, quindi sono stato un po' così. Comunque tutto sommato è venuto un buon allenamento in vista degli appuntamenti più importanti che avrò più avanti. Comunque un bel percorso, oggi diciamo che faceva anche caldino, mi sono divertito. Tu oltre a correre sei anche allenatore, alle tue spalle alcune forse delle tue ragazze che alleni. Cosa ti senti di dire a questi giovani che iniziano a correre o che vogliono correre? Sì, ormai sono da un po' di anni che seguo un bel gruppo di ragazzi e di ragazze, infatti alcuni di loro hanno gareggiato oggi, hanno fatto più che altro come allenamento. Bravi ragazzi, io mi sento di dire innanzitutto di divertirsi e per chi vuole raggiungere certi obiettivi ci vuole tanta costanza ed impegno negli allenamenti. Bel percorso in mezzo ai campi, alla natura di Salzano. Bello, sterrato, molto muscolare, aiuta molto per l'allenamento. È iniziato il 2018, cosa ti aspetti sportivamente parlando da quest'anno? Ma il 2018 come nel 2017 mi aspetto di impegnarmi sempre al massimo per ottenere dei risultati che vorrei raggiungere, soprattutto nella mezza maratona. Queste gare servono a testarsi e comunque a fare dei buoni allenamenti e sono ottime in compagnia di gente che conosco, davvero belle. Percorso bello, veloce, in mezzo ai campi, è una tappa importante, cerco di esserci ogni anno, insomma, e mi piace partecipare alle gare vicino a casa, insomma, percorsi che conosco, bei posti, sempre divertente. Sempre nella 13 km per le donne, primo posto per Elena Camali del Venice Marathon Club. Beh, è un bel percorso, prevalentemente strada, sterrato, però abbastanza bello. Primi giorni dell'anno, iniziati bene sportivamente parlando, cosa ti aspetti da quest'anno? Beh, vorrei migliorarmi nella mezza perché ho comunque fatto personale in chiusura anno, quindi spero di aprirlo ulteriormente bene e migliorarmi sulla mezza principalmente. Secondo posto per la sempre simpaticissima Erika Michelan dell'Amatori Atletica Chirignago e terzo posto per Claudia Morosin dell'Audace Noale. Seconda, ma con la scopa o correndo? Scopa, con la scopa, no dai, correndo, bella, sempre bella. E oggi abbiamo anche l'arnese che ci ha aiutato. Cosa ti aspetti da quest'anno sportivamente parlando? Di divertirmi tanto, come sempre. Arrivi continui, di corso in camminata, con gioia e sorrisi ovunque. Bellissimo, veramente un bel paesaggio anche, molto bello. Soddisfazione, grazie per tutto. Bello e simpatico l'arrivo di questo gruppo interamente vestito da Befana. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy but we never got caught. Down by the river on a Friday night. Intanto in zona ristoro si recupera con polenta e soppressa, dolci, bibite varie, tè caldo e commenti tutti positivi. Allora Michela, com'è andata? Allora è andata bene, dai, sì, discretamente. Ho fatto la distanza corta, quasi in passeggiata, proprio perché è il giorno della Befana. Ho lavorato molto stanotte, quindi stamattina non ero proprio in perfetta forma. Però insomma dai, bene. È sempre un bel ritrovo, un bel inizio d'anno e vedo che la partecipazione come sempre è bella frizzante, ecco. Inizio d'anno, chi facciamo gli auguri? Allora, inizio anno, beh, in generale a tutti, alle famiglie, a tutti coloro che hanno voglia di mettersi di nuovo in gioco per un anno nuovo e sempre con coraggio e con grande forza in qualsiasi cosa facciate, quindi auguri a tutti. Consigli immediati, un po' di tè caldo. Beh, sicuramente per rinfrancarsi un attimo dalla corsa perché è stata veramente bella e anche caldo tutto sommato. Una meraviglia, grazie. Percorso? Se ero allenato meglio, forse sicuramente se faceva qualcosa meglio.
6 chilometri. Com'è andata? Ti è piaciuto il percorso? Sì, bello scorrevole. Come mai corri? Perché mi devo sfogare e perché mi piace. Allora, tutte e quattro con il sorriso. Vi è piaciuta la corsa di oggi? Sì, tantissimo. Siamo il gruppo del fitness del sorriso noi. Cos'è la corsa? Per mettersi in forma, per divertirsi, per stare insieme? Per divertirsi e anche per il buffet finale. Anche per il buffet finale che qui a Salzano è ottimo. Buono, veramente. Piaciuto il percorso? Bellissimo, io ho partecipato con la mia associazione Cardines di Nord Walking. Sono arrivata o quarta o quinta, non mi ricordo. È stato un piacere, molto bello, ve la consiglio per il prossimo anno. Allora, Amatore Micheletto porta con orgoglio questa maglia campione italiano Master 2017. Sì, certamente, sai, poi a una certa età che è molto difficile, insomma. Quindi è stata una grossa soddisfazione salire sul podio, soprattutto sul primo posto, insomma. Adesso vediamo il futuro, un po' di programmi ce li ho, campionato Veneto, campionato italiano, campionato europeo a Madrid e probabilmente il mondiale a Malaga in settembre. Questi sono i programmi, poi bisogna vedere se si ha la salute per poterli fare, insomma io mi impegno, mi piace. Da Cittadella, come mai qua? Perché abbiamo degli amici che corrono ogni anno a questa maratona della Befana, diciamo, e è il secondo anno che partecipiamo, è sempre molto divertente dopo le feste partecipare e buttare giù un po' di quello che si è accumulato durante le vacanze. Lo stesso, è stata faticoso, però alla fine con un po' di allenamento ce la fa a fare 12 km così. Iniziano le premiazioni per atleti e gruppi partecipanti e sul palco salgono anche la presidente della Proloco di Salzano Lucia Muffato, l'assessore allo sport Michela Muffato e il primo cittadino Luciano Bettetto. Certo, andiamo avanti sempre così perché le cose funzionano a Salzano e si vede dalla partecipazione della gente. Un grazie e un complimento a tutti quelli che hanno partecipato. Premi e applausi per tutti e naturalmente anche per il folto gruppo di partecipanti del Nordic Walking, dove nella 6 km per le donne hanno vinto Graziella Perfetti su Serenella Manente ed Erika Tognon. Per gli uomini invece Diego Cuntin su Mauro Colombo e Luigi Segalina. Nel Nordic Walking 13 km invece vittoria al femminile di Valentina Superchi su Paola Perdoncin e Sabrina Cestaro. Tra gli uomini invece vittoria di Silvano Zanella sul robeganese Antonello Favaro e Moreno Crestani. Cambiato confronto all'anno scorso, più bello quest'anno, più naturalistico. Giocare in casa fa sempre bene. Va bene, dai, iniziamo la stagione con un secondo posto, va bene così. Sempre in tema di premiazioni, il Città di Salzano invece è stato vinto da Claudio Zoccarato e Donatella Ragazzo. Con le premiazioni cala il sipario di questa ottava Corri con la Befana, un'edizione che ha portato divertimento e colore, con grande soddisfazione della Proloco e della sua presidente Lucia Muffato. Certamente, questo è un appuntamento che ormai qui a Salzano è diventato di rito e anche quest'anno siamo stati baciati dalla fortuna, una bella giornata di sole. A discapito di tutti quelli che avevano detto pioggia di rotto, invece no, la Corri con la Befana, questa edizione fortunata e noi della Proloco, che dire, siamo veramente molto felici. Molti complimenti per il percorso e molti complimenti per il ristoro. Beh, il percorso è una meraviglia perché fa parte proprio, è la ciliegina sulla torta di questa Corri con la Befana, perché passa in mezzo proprio alla bella campagna qui del nostro paese. Poi il ristoro, un gruppo di fedelissimi, il gruppo della Proloco che ci tiene a fare bella figura e anche quest'anno tutti soddisfatti. Appuntamento quindi al prossimo anno e ai prossimi eventi organizzati dalla Proloco.